Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee, candidati e programmi a confronto. Ben ritrovati sui 97.500 di Radio Veneto 1 e ben ritrovati anche sui nostri canali video e social. L'ospite con me in studio è Remo Sernagiotto, un volto noto, un nome conosciuto, candidato alle europee di domenica 26 maggio con la lista Fratelli d'Italia. Sernagiotto, ben ritrovato. Grazie a voi per l'invito. Allora, parliamo delle cronache politiche, no? Poi parleremo anche dei programmi di queste ore, di questi giorni. Con questa campagna per le elezioni europee dove si parla di tutto tranne che di Europa, queste schermaglie tra le due aree, insomma Movimento 5 Stelle e Lega al governo, cosa ne pensa? Penso che dovremmo parlare molto di Europa. Io 5 anni fa, quando sono stato eletto, ho fatto una scelta, sono uscito da un partito sicuro, il mio Forza Italia, da sempre, da quando sono nato, perché non volevo votare i bilanci e le direttive che questa Europa proponeva. Perciò ho deciso di lasciare, di entrare nel gruppo fondato dall'allora David Cameron nel 2009, i conservatori riformisti, che è il terzo gruppo parlamentare europeo, dove ha una visione di Europa minore ma migliore. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che ci serve meno Europa ma una migliore Europa, serve un'Europa senza la burocrazia. Noi siamo figli dell'Europa che parliamo 24 lingue, nessuno deve dimenticare che nel Novecento abbiamo fatto 2 guerre devastanti, che in Europa è stata fatta la guerra più lunga, la guerra di 100 anni tra inglesi e francesi, quando una parte della Francia era Gran Bretagna. Cioè non possiamo noi costruire l'Europa in un tempo breve, cioè in 50 anni per la costruzione è un tempo brevissimo, 100-200 anni per costruire questa Europa, dove partiamo da un grande trattato che è quello di Schengen, che è il libero mercato, dove persone e cose si muovono liberamente. Questa è stata la grande intuizione, ma tutto il resto vogliamo vedere la Costituzione. Quando per non disturbare, credo, i musulmani non abbiamo fatto il preambolo con le nostre origini cristiane, però per approvare la Costituzione c'era la necessità dei 28 referendum, fatto in Francia bocciato, fatto in Olanda bocciato, ritirato. Poi la tragedia dell'euro, non l'euro come tragedia, come è stato costruito il trattato. L'euro doveva essere costruito in un modo particolare, sia l'euro, chi vuole dà il via, una nazione, 2 nazioni, e poi entro 50 anni tutti devono entrare. Noi abbiamo commesso 3 errori. La prima è che abbiamo accettato che 2 stati sovrani, tipo la Gran Bretagna e la Danimarca, rimessero fuori in modo perpetuo. Il secondo è il grave errore di Carlo Azeglio Ciampi e di Romano Prodi: hanno deciso di entrare, danno il valore all'euro e poi fanno le verifiche sulle singole monete. Il marco, fatte le verifiche, dice un marco vale 1 euro, mantenuta il livello monetario della Germania. L'Italia, fatte le verifiche, dice no, 2.000 lire. A quel tempo noi compravamo un marco con 1.000 lire. E loro decisero di entrare e hanno dimezzato il grande patrimonio monetario del paese, la prima grande caduta, che poi l'abbiamo vista nel tempo nella caduta della classe media, della middle class. Senta, ma lei in Europa c'è stato, no? In Certo. Questa legislatura. È così difficile da dentro cambiare le cose, o meglio, ci sono 2 organismi fondamentali: il Parlamento europeo, che in tanti vorrebbero chiudere, che però lavora, funziona, e il Consiglio d'Europa, dove le cose forse si bloccano. Sì, no, ci sono 3 elementi importanti. C'è anche la Commissione, che la Commissione è l'organo legislativo, presenta i dossier, le leggi, però è nominata dal Consiglio UE, cioè da dove ci sono i 28 primi ministri, cioè l'iter di qualsiasi trattato, direttiva, se poi lo blocca il Consiglio UE non succede niente. Le faccio un esempio per capire. 2 mesi e mezzo fa votiamo una risoluzione in Parlamento dove diciamo: a elezioni immediate prima di un bagno di sangue il Venezuela, elezioni con il controllo della comunità internazionale e dell'ONU. Noi non siamo né contro Maduro né a favore di Guaidó, vogliamo elezioni perché quelle che sono state fatte per noi non sono regolari. Poi io sono chiaramente contro Maduro. Abbiamo votato tutti in Parlamento tranne la Lega e il 5 Stelle, una cosa che personalmente da italiano mi ha un po' indignato. Ma poi, quando sono andati in Consiglio per approvare,
Giuseppe Conte, il nostro premier, mai eletto da nessuno, nominato uno sconosciuto, un triste professore, ha messo il veto e ha bloccato che l'Europa desse un ordine perentorio insieme agli Stati Uniti, insieme ai paesi liberi: no bagno di sangue, no povertà e miseria e non medicina come stanno vivendo, a uno dei paesi più ricchi, era il secondo esportatore di petrolio al mondo. Ecco, questo non va più bene. Noi dobbiamo trovare, lei sa che quando si parla di maggioranza si parla di dittatura, perché se non c'è una maggioranza è una dittatura, e all'unanimità in Europa è la dittatura. Io invece credo nella maggioranza. Allora potremmo fare un ragionamento a maggioranze qualificate. Non è difficile cambiare, che da sempre ha governato il centro-sinistra, cioè popolari e socialisti. Nella prossima legislatura tutti i sondaggi dicono che governerà il centrodestra, i conservatori insieme ai popolari. Senta, dal suo osservatorio di Strasburgo, l'Italia nel tema immigrati è stata lasciata sola dall'Europa? Ma i conservatori hanno chiesto subito la sospensione non del trattato ma della direttiva di Dublino. La direttiva di Dublino viene fatta in un tempo di pace, cioè quando arrivavano 100 richiedenti asilo all'anno in Europa, cioè non c'erano i problemi di quelle che qualcuno della sinistra ha chiamato le primavere arabe, che non sono nemmeno stati degli inferni, ma sono stati degli inverni, ma sono stati degli inferni. Poi il Medio Oriente, ma cosa succede? Che al momento che scoppia la bolla della richiesta di asilo da parte di quei paesi, dai disastri che abbiamo visto, noi chiediamo immediatamente la sospensione di Dublino, per dire sospendiamo Dublino perché ogni paese agisca come Stato-nazione. Come al solito la Germania, la Francia fanno le cose nell'interesse loro e votano contro a questa nostra proposta. Perciò vede, ma le cose pesantissime in Europa è l'ultimo accordo Francia-Germania fatto 2 mesi fa, è il primo accordo militare economico. Proviamo a spiegare cosa vuol dire. Vuol dire che con l'uscita della Gran Bretagna i 3 grandi paesi che hanno la bomba nucleare in Europa, 2 sono fuori, una è la Russia e una è la Gran Bretagna. Rimane la Francia, che ha un'economia debolissima, invece la Germania ha un'economia molto forte. Perché? Perché ha sforato del 6, 8, 10% ogni anno il surplus produttivo vietato dalle norme europee, ma guarda caso nessuno ha il coraggio di dirgli qualcosa. Allora la Germania forte economicamente ma debole militarmente, perché figlia della seconda guerra mondiale. La Francia invece debole economicamente e forte militarmente. Hanno fatto questo accordo, che noi dovremmo vietare, gli accordi bilaterali, trilaterali tra paesi europei, perché l'unico accordo che si può fare è quello europeo. Ecco, questa è la grande sfida di conservatori e riformisti, ma i popolari hanno dormito per 30 anni. Senta, altro tema, infrastrutture e collegamenti, con lo stallo della TAV, del tratto veneto di TAV, con la Pedemontana che non si capisce quando verrà inaugurato, quando partirà il primo tratto. L'Italia sta rischiando, il nord-est in particolare, il nord Italia sta rischiando di perdere forse l'ultimo treno utile per restare al passo, insomma, con guarda, una l'Europa tragedia. moderna. La Pedemontana stiamo perdendo del tempo, ma sta marciando, come si dice, perciò insomma è successo qualcosa, quella battaglia tra Zaia e Renzi, vinta da Renzi, non si capiscono i motivi, provo a interpretarli, che così vediamo. Zaia in quel momento voleva fare un referendum più che sull'autonomia, su se stesso, cioè diceva rafforzo me stesso per chiedere per voi l'autonomia. Cosa giusta, sbagliata? Io ho votato a favore dell'autonomia, sono io per il presidenzialismo, perciò uno Stato forte però con forti regioni sotto il profilo della governance, più vicine alla gente, perciò io ho votato a favore e sono andato a votare. Però credo che Renzi questo non l'abbia digerita e perciò ha lasciato i 300 milioni che mancavano della Pedemontana, ha lasciato Zaia da solo e è stato costretto a fare i 2 mutui da 150 milioni all'uno per realizzare. Questi mutui li dovranno pagare i veneti adesso, oltre che pagare per le altre regioni paghiamo anche questo, E oltre a pagare il pedaggio. Ma la terza cosa è il porto di Venezia. Nella programmazione di Renzi è escluso, cioè Trieste e Genova. Allora i 2 hanno 2 diverse situazioni, perché l'Adriatico è molto basso, il fondale, perciò non possono arrivare navi importanti. Il Tirreno
26, 25, 22 metri l'Adriatico, da Ravenna in su 300 metri dove è il punto meno profondo, il Tirreno, perciò le grandi navi arriveranno a Genova. E anche questo non si capisce, se era legato sempre a quel referendum come schiaffo a Renzi e come ritorno di Renzi che dice allora lo schiaffo te lo do io, Zaia, ti arrangi con la pedemontana e ti escludo. Ecco, queste sono cose importanti che dovremmo riprendere, guardare con attenzione. E poi io nel mio programma ho inserito la Genova-Nogarola-Rock, cioè quadrante Europa, come corridoio importantissimo, perché se a Genova arrivano le navi che hanno bisogno di pescare molto, cioè molto importanti, noi dobbiamo essere collegati, perché il Veneto, ma il nord-est deve essere collegato. Poi l'altra battaglia che io ho fatto sulla Venezia-Monaco ritengo sempre che sia importante. Poi io non faccio strade, poi io inserisco anche la Romea commerciale, una tragedia. Bologna è una tragedia, la A13 è una strada vecchia ed è una tragedia, e noi per andare a Bologna facciamo dal nord-est 100 km in più perché dobbiamo fare il giro dell'Occa e intasiamo molto Bologna. Per immaginarci se ci fosse la A14 collegata con la A4 in quella che noi chiamiamo la Romea commerciale. Beh, questi sono i corridoi che io inserisco nella programmazione europea. Quando tu li inserisci vuol dire che se la costruisci il 20, il 30% te lo dà a fondo perduto l'Europa. Certo. Parliamo di TAV un secondo. Sì. La sciocchezza quando sento parlare di Torino-Lione. Io c'ero quando mi sono battuto per il corridoio 5 ferro e gomma a sud delle Alpi, lo volevano portare a nord. E quel pezzetto è un pezzetto della TAV, deve arrivare a Lisbona, deve arrivare a Kiev, ma è nella costruzione del grande corridoio dell'alta velocità del trasporto delle merci. Io che ho qualche anno, si vede dai miei capelli, siamo sempre stati accusati di essere quelli che aiutavano la famiglia Agnelli e perciò non costruivamo ferrovie. Adesso che lo stiamo facendo è arrivato Toninelli, dopo aver attraversato il tunnel del Brennero ha deciso di fermare la TAV. Io credo che Salvini debba staccare la spina domani mattina, presentarsi agli elettori come un nuovo centrodestra guidato da Matteo e da Giorgia Meloni, la grande novità con un programma chiaro di sviluppo, di benessere, di sfida al mondo economico. Noi siamo i figli di Leonardo da Vinci, che in questo periodo si festeggiano i 500 anni, ma siamo la terra del Veneto, della Lombardia, la regione più importante d'Europa. Senta, Salvini dovrebbe staccare la spina, è una speranza o lei crede che dopo il 26 maggio succederà questo? Ma sicuramente succederà, ci sono due grandi problemi. Servono 45 miliardi per fare la prossima finanziaria. Prima di discutere se vogliamo aiutare le mamme che fanno i figli, io mi sono interessato molto di demografia, perciò se vuole gli parlo, gli racconto anche la storia. Perciò come fa? Dove trova i 23 miliardi della clausola di salvaguardia? Dove trova i 10-12 miliardi per la differenza dall'1% di PIL in finanziaria al 0,1 o forse 0? Dove li trovano? L'IVA. Se non c'è un'idea. L'IVA deve stare insieme a una grande idea, da sola sarebbe la morte del paese. Senta, parliamo di autonomia. Lei ha detto ho votato per l'autonomia così come milioni di veneti. Anche qua c'è uno stallo con il Di Maio che dice non andrà nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima delle elezioni questo tema. Ma non gliela darà mai il 5 Stelle. Il 5 Stelle è consapevole. Dove prende i voti il 5 Stelle? Dalla cintola in giù? E dove prendi tanti voti la Lega? Dalla cintola in su. Hanno interessi completamente diversi. Senta, lei ha auspicato un ritorno alle urne con Fratelli d'Italia, con Lega e Forza Italia? Ma credo che Berlusconi fra qualche mese compie 83 anni e credo che gli auguro di cuore che venga eletto in Europa come parlamentare europeo, perché Berlusconi è un'intelligenza unica in Italia, solo che l'anagrafe anche per lui. C'era una bellissima poesia di Totò uscendo dal cimitero quando vide lì, dopo aver visto questa tomba con marmi sfarzosa del principe, qui giace, non c'era nulla, Giovannino Esposito né Turbino, e dice però
a morte a livella, ecco. Cioè il tempo purtroppo è per tutti, e perciò penso che dopo questa elezione ci sarà una grossa crescita di Fratelli d'Italia, che prenderà il posto di quello che è stato il PDL, sarà il PDL 4.0, e la realizzazione di due partiti molto vicini come consenso tra la Lega di Salvini e quello che sarà il futuro partito di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Senta, anche perché negli ultimi 5 anni lei è stato il primo, però insomma Forza Italia di big del partito ne ha persi molti, no? Lei e poi Elena Donazzan e più recentemente anche l'europarlamentare Elisabetta Gardini. Sì, io Elena Donazzan ho visto che ha fatto, e la ringrazio di cuore, ieri ha fatto l'annuncio che vota per Fratelli d'Italia, ma quella è la casa sua. Io con Elena sono stato 10 anni in regione, perciò la conosco. Lei è un po' più di destra di me, io un po' più di centro, ma il PDL, la grandezza di un partito grande, deve avere più aree di pensiero. Vuole che li citi la Democrazia Cristiana del dopoguerra, con Scelba da una parte che era molto più a destra di tutta Fratelli d'Italia messa insieme, e con Dossetti dall'altra che era un cattolico comunista, se vogliamo usare un termine. Stavano nello stesso partito e si confrontavano all'interno, se alle volte viaggiava più veloce la linea di Scelba o alle volte viaggiava più veloce la linea di Dossetti. Poi Dossetti perde il congresso con Arcide De Gasperi e si fa prete, perciò la storia è questa. Senta, lei ogni volta che si presenta alle elezioni le danno sempre per sconfitto, no? In campagna elettorale ha sempre vinto. Come sta andando questa campagna elettorale per lei, che è uno che macina a chilometri? Sì, no? Sono molto soddisfatto, e devo dire che intanto sono soddisfatto per il partito lo danno in crescita, una cosa pazzesca. Giorgia piace molto, ma sul territorio adesso c'è anche una visione un po' più di centro, e perciò molte persone che facevano fatica a riconoscersi su quella posizione, con l'arrivo di molti di noi si riconosce. Perciò vanno bene le cose, ma poi a me interessa che vinca il partito, che vinca un'idea, che vinca un progetto per il paese, perché il paese sta vivendo un momento. Poi io ho fatto 5 campagne elettorali, comune, regione, Europa, e ho sempre vinto. Corro per vincere anche questa volta, e se devo essere sincero, questa è la volta che mi sento più sicuro. Senta, ma lei se lo immagina un Remo Sernagiotto fuori dalla politica? Sì, io ho tantissime passioni, ho una grande passione per il cinema, ho molte altre passioni, ho una grande passione per la natura. A casa mia ho molte piante di frutti antichi, ho questa passione, fare i nesti delle piante di una volta, che le mie non hanno mai avuto bisogno negli ultimi 20 anni di veleni o giù di là, insomma, perciò ho tante cose da fare. Poi vorrei scrivere anche un po' la mia storia, visto che sono un ragazzo del 55 che ha cominciato prestissimo. Ho fatto l'operaio, poi a 20 anni ho trasformato questa mia conoscenza in impresa, ho fatto per 29 anni, 30 anni l'imprenditore, e poi ho fatto gli ultimi 20 anni di politica, una parte dedicata al lavoro e alla politica, gli ultimi 10 assessore e parlamentare europeo, che è impossibile, però insomma ho fatto molte cose, sono un ragazzo fortunato, perciò mi dedicherò a fare molte alle cose, passioni. Sì, alle mie passioni, e poi ringrazierò questa mia terra che, come dico sempre, sono stato uno molto fortunato. Senta, gli ultimi 30 secondi, un appello al voto. Perché votare Fratelli d'Italia? Perché votare Remo Sernagiotto? Perché Fratelli d'Italia sta nel gruppo, forse il secondo gruppo parlamentare, oggi il terzo, i conservatori riformisti. Stanno arrivando da tutti i paesi e siamo oggi 77 parlamentari. Nella prossima legislatura, visto che gli inglesi rimangono, potremo essere 120. Saremo il governo del paese. Votare qualche altro partito, magari che è molto forte qui, è all'opposizione, ai margini dell'Europa. Oppure io spero che Matteo Salvini ci venga a trovare, me, la Giorgia e Raffaele Fitto, per entrare col nostro gruppo, quello dei conservatori, per governare l'Europa, per cambiare. Noi vogliamo cambiare tutto in Europa, però non vogliamo buttare via l'Europa. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio Remo Sernagiotto, candidato alle europee di domenica 26 maggio con Fratelli d'Italia. Grazie. Grazie a voi. E grazie a voi per l'ascolto. Restate sintonizzati sui nostri canali video e naturalmente sui 97 500 di Radio Veneto 1. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto.